Siamo pronti per assistere alla finale 11° posto tra la rappresentativa Puglia e la rappresentativa Friuli Venezia Giulia. Signore e signori, benvenuti per questa ultima partita di questo trofeo delle regioni, a sfidarsi per l'11° posto la Puglia in calottina bianca e il Friuli Venezia Giulia. Passa in vantaggio la Puglia con il numero 12 Carrino, 1-0. Siamo quindi 1-0 per la Puglia con il numero 12 del Carlino. C'è l'uomo in più conquistato da Tom Campanile, espulso in calottina bianca Carbonara, il capitano della Puglia, numero 10.
c'è ancora un gran intervento da parte di Bertella. Chiudi! Tira! Finisce il primo tempo, 1-0 per la Puglia.
Ma abbiamo un po' di faccia. Ehi! Conclusione vincente di Sommavilla che a 18 secondi dalla fine del secondo tempo rimette in parità il punteggio sull'1-1. E c'è la rete che viene convalidata dall'arbitro sullo scadere 2-1. Puglia, pausa grande per il secondo tempo. Il Friuli Venezia Giulia, Sommavilla, Pallanuoto, PS.
in più. Mattone espulso, numero 3 della Puglia. C'è la rete del Friuli Giulia 2-2 di Riccardo Sanson. Bella rete di Campanile, sorpasso del Friuli Giulia, quindi 3-2 rete di Campanile sotto l'incrocio. Terzo tempo 3-2 per Friuli Giulia.
Gol di Lapčević, palla rubata col portiere fuori dallo specchio della porta. Lapčević può tirare a botta sicura ed è +2. Vai Stefan! Giocarla bene adesso, forza! C'è il gol di Grasso, il numero 8 della Puglia, 4-3. 35 secondi alla fine della partita. C'è la rete che chiude i conti a 6 secondi dalla fine. 5-3 di Lapčević. E quasi con ogni probabilità Friuli-Venezia Giulia che si classifica all'11° posto questo trofeo delle regioni, come 2 anni fa. Finisce qui 5-3. Grazie a tutti di averci seguito.